Non c'è il tanto, c'è la bandiera e basta. Un brindisi nello stand della Regione Veneto e il governatore Luca Zaia gli consegna la bandiera con il leone alato, quella bandiera per cui pochi giorni fa, non vedendola sventolare dalla prefettura di Verona, si è infuriato. Matteo Renzi non ha esitazioni, la prende e la alza con orgoglio. Io sono il Presidente del Consiglio della Repubblica di questo Paese e quindi come tale sono orgoglioso di ricevere una bandiera del Veneto. Non è leghismo dare al Veneto quello che è del Veneto, è semplicemente un'azione di giustizia. Il Premier dal palco del Vinitaly pronuncia solo parole di premio, di elogio della gente e della terra veneta. Anzi, dice, sarà proprio il Veneto la locomotiva per tirare fuori il paese dalla crisi. Considero il Veneto una regione che può essere una locomotiva per uscire da questa crisi. Considero il Veneto, non applaudite, non è, grazie. E considero il Veneto una degli asset perché l'Italia cambi davvero. In pochi minuti stempera quella rabbia che, contro il governo, contro lo Stato, tanti veneti stanno manifestando e non ha esitazione a riconoscere i molti meriti di una regione che, affiancata da ben poche altre, ha fatto della virtù il suo solo vizio. Il fantasma dell'indipendentismo oggi resta solo un'ombra volatile. La strada giusta, dice chiaramente Renzi, è quella delle riforme costituzionali. Certo, nel corso degli anni alcune regioni hanno dato molto di più di altre. E davanti al sindaco di Verona Flavio Tosi, che sebbene colpito dallo scandalo non ha mancato all'appuntamento col primo ministro, scandisce bene Renzi. Non è questione di Lega, è sacrosanto riconoscere i diritti di chi si è comportato meglio degli altri, riconoscere i vanti di una regione. Io non credo che la sanità in Veneto possa avere degli interventi uguali alla sanità di altre regioni. Non è leghismo o territorialismo, è giustizia, equità